La carenza di personale e i tempi di attesa troppo lunghi sono problemi noti, ma può essere interessante e utile capire quale sia la percezione delle persone che hanno frequentato gli ospedali e la loro esperienza. La UIL Liguria ha portato avanti la campagna Articolo 32, dal nome dell'articolo della Costituzione che tutela la salute pubblica, che da gennaio a fine maggio ha raccolto le risposte di 792 persone, proponendo questionari nei presidi del sindacato fuori dalle strutture pubbliche da Ventimiglia a Sarzana. Di questi l'82,3% è ricorso a prestazioni sanitarie negli ultimi 6 mesi. Di questi solo il 71,6% si è rivolto al pubblico. La metà delle persone valuta come medio il livello della sanità ligure, il 45,7% basso e il restante alto. Per l'84% c'è stato un peggioramento negli ultimi 5 anni. Arriviamo dunque alle principali mancanze per quanto riguarda il pronto soccorso. La percezione della mancanza di personale. Questa cosa sta diventando un elemento ovviamente sistemico da affrontare su base nazionale, ma che certamente in Liguria ha delle punte di crisi, inaccettabili. E per cui chiediamo da subito che la Regione faccia tutto il possibile, generando concorsi, procedendo a assunzioni. Subito dopo vi è la questione della mancanza di presidi sul territorio. C'è questa carenza che emerge insomma da queste osservazioni, così come quella dei posti letto. Altro aspetto rilevante è la spesa per le prestazioni sanitarie nell'ultimo anno. Il 60,7% spende fino a 500 euro, il 27% da 501 a 1000, il restante più di 1000. Sui tempi di attesa non sorprende sapere che il 93% li ritiene troppo lunghi, il restante accettabili. Nessuno dice rapidi. Ecco quindi le proposte delle persone. La più condivisa è assumere più personale, poi togliere il numero chiuso dalla facoltà di medicina, anche se in questo caso chi è del settore dice che il problema è soprattutto il numero di posti per le specialistiche. C'è poi migliorare l'accoglienza, costruire nuovi ospedali e aumentare le convenzioni con i privati. C'è davvero una necessità di riportare un po' al centro le persone, i loro bisogni, i loro problemi e, avere un sistema che risponda con chiarezza, insomma con tempi accettabili, mantenendo e implementando la qualità. Io dico anche ovviamente pagando anche le persone, perché sono persone che ormai hanno i contratti scaduti da anni e che vivono condizioni di profonda difficoltà.